Partita la quarta batteria che completerà il parco partenti dei 400 stile libero maschili. Fra poco avremo i nomi anche delle finaliste, delle ragazze di questa specialità. Sasha Palazzo, Russia in corsia 1, Davide Bizzotto Antares in 2, in corsia 3 il 2 volte bronzo mondiale a Kazan 2015 nella 5 e 25 km, Matteo Furlan, Team Veneto. Matteo Furlan che è già stato anche campione del mondo universitario nella 10 km di nuoto di fondo. In centrovasca Vuk Celik del Drusto Sveda Krani sloveno. In corsia 5 il grandissimo Federico Colbertaldo, di lui ieri abbiamo ricordato le grandi imprese a cui ha approdato negli anni, il bronzo ai campionati del mondo di Melbourne negli 800 stile libero. Federico pluricampione italiano assoluto, pluricampione europeo, è stato in carriera anche primatista europeo. Partecipazione olimpica per Federico Colbertaldo, che è lì in quinta corsia, attaccato al treno di Vuk Celik con Matteo Furlan. In corsia 6 Simone Mazza, Nottoli nuoto. In 7 il più giovane Gerardin, Alessio Dell'Antares, vicecampione italiano giovanile, vicecampione italiano di categoria ma campione italiano giovanile dei 200 farfalla. In 8 Mattia Pugliatti, i colori del Gymnasium Pordenone. Andiamo intanto a vedere le finaliste dei 400 stile libero femminili. The names of the finalists of women 400 meter freestyle. Best time for 16.43 Ania Klinar, miglior tempo 4:16:43. Con lei in finale Vittoria Grotto, Eleonora Marin, Morgan Farronato, Barbara Pozzobon, Maddalena Vettoretti, Aurora Rigo e Vittoria Tomietto. 4:27:67 per l'ottavo tempo utile alla finale. Gruppo compattissimo, Furlan in 3, Celik in corsia 4, Colbertaldo in 5. Siamo oltre i 200 metri di gara, siamo ai 250 metri. Momento Casarin detiene il miglior tempo, 3:55:80 su Zuin e Bolsonello. Sempre il trio affiancato ai tre quarti gara, Furlan, Celik, Colbertaldo, racchiusi in 34 centesimi di secondo, con Matteo Furlan che prova a sprintare. Sono 30 i titoli italiani assoluti conquistati da Federico Colbertaldo in carriera, fra 400, 1500 stile libero, 800 stile libero. Federico che ha preso parte ai campionati del mondo di Melbourne 2007, Roma 2009, Shanghai 2011, Giochi di Pechino 2008. Campionati del mondo anche in vasca corta per Federico e campionati europei che l'hanno visto più volte protagonista in campo continentale. È stato anche medagliato alle Universiadi, ai mondiali universitari, ai Giochi del Mediterraneo. Siamo nello sprint finale con Celik che mette in riga i due azzurri e va a prendersi il miglior tempo di questa batteria, 3:56:56, con Furlan che chiude secondo in 3:57:05, Colbertaldo 3:58:04 e dunque rimane Casarin con il miglior tempo, sarà lui in quarta corsia. Fra poco verranno ufficializzati questi risultati e andremo a vedere i nomi degli 8 finalisti.